un piccolo appunto che serva a far riflettere la gente. Questa piccola, striminzita, provocatoria e stronzetta proposizione che dice che andare in giro in camper è una privazione della mia libertà. E questo perché è molto semplice, non ci andrò tanto attorno. Prova a pensare. Il lavoro, secondo te, cioè il dover rinunciare a quello che realmente vuoi fare, tipo grattarti anche i coglioni o farti un bagno nel lago, no? Ok? Aspetta che mi distrae musica, sbasso come qui che a parcheggiare. Allora, dicevo, il lavoro, ossia quell'azione di doversi mantenere, di fare qualcosa per doversi mantenere, ossia per ricavare i soldi, è in qualche modo una privazione della nostra libertà, perché per quanto tu fai un lavoro che ti piaccia, a volte può essere che per un periodo, per un giorno o per chissà quanto, la vera libertà sia, ad esempio, voler stare là a prendere il sole o a leggere un libro per un mese di fila, però questo non puoi farlo perché te servi skei, ok? E quindi se una cosa a te butta su i skei, tipo andare in giro in camper, che è una cosa da ricchi, insomma, voglio dire, io per fortuna me la posso permettere, però sono consapevole che è una cosa da ricconi andare in giro in camper, perché come quel che costa il gasolio, in più dopo i pneumatici e tutti i filtri, gli accessori italiani, eccetera, eccetera, capirai che è una cosa da ricconi che ti schiaccia a terra, ossia ti toglie la libertà, perché te per permetterti questi lussi devi fare delle cose fatte apposta per creare denaro. Wow. Love me true. Quando posto i video che vado a fare il Mona o vado a esplorare con la bicicletta, no? Li perdo sempre un disastro di iscritti. No, ma quella gente che se ne va, solitamente, è proprio quella gente che va lì a dire in giro, ah, camper, libertà, vivere in camper, essere liberi. Sto perde coglioni, se da anni che vado avanti a dirti, ormai è da anni che provo anche a spiegarti, o te entrerà in socca prima o dopo. I veri camperisti o diciamo i full timer come vuoi tu, liberi, secondo me, cioè tipo è stato nato straniero, mio amico Lorenzo, cioè quello è stata una persona che, per carità, come vabbè tanti, si è preso gli anni sabbatici, quel che è, ma ha fatto no bene di più, perché se lui si sentiva di fare quella roba l'ha fatta, e l'ha fatta veramente a regola d'arte. Perlomeno non ho guardato tutti i suoi video, ma quelli vecchi insomma credo una grandissima parte, e devo dire che quello era uno libero, hai capito? Sì, ok, anche lui doveva lavorare, fare delle cose per mantenersi, per fare i skate, ma è normale, Dio caro, come tutti, però vedevo molto più vicino lui al concetto di libertà di chiunque altro, Dio caro. Un po' come il Toro, no? Ti rimando nuovamente alla lettura di Valda in vita nei boschi, oppure Vivere secondo natura, tutti e due di Henry David Thoreau. Secondo me bene o male è lo stesso testo, sai, solo che Walden ci ha messo un po' più di carica e passione perché lo stava vivendo, no? Un po' come quando io ho iniziato a fare sto giochetto, sto esperimento di vita, andare a vivere in camper, eccetera eccetera, con Scarosso. E lì c'era l'entusiasmo, ma non perché era Scarosso e non Pullman, non c'entra assolutamente un cazzo, ma perché era la cosa nuova. Ma questo vale per tutto, Dio caro, non c'entra niente viva in camper, vale anche a partire piantine, le prime piantine che mi sono preso in camper, sta enfasi, sta passione di stare là, documentarmi, curarle, spostarle al sole, darle da beva, eccetera, metterle fuori, eccetera eccetera eccetera, hai capito? E mentre il secondo testo nasce da una visione un po' più matura della storia, che è il post esperimento. Si parla sempre di Thoreau, è sempre lui che parla, però racconta un po' del passato e di quello che ha fatto e di come lo ha fatto, lodandosi come sempre, perché questa è una di quelle caratteristiche di Thoreau, che ha un po' l'ego sviluppato sotto questo punto di vista, non che noi altri o io non ce l'abbia assolutamente. Cazzo, pesa la passione al telefono a tenere in mano. E insomma, appunto, da questo ego rivedeva tutto quello che aveva fatto e diceva: ah sì, ho fatto giusto perché non ho mai sbagliato perché, mentre che altri tutti mone. Mi pare di sentirmi ogni tanto. Cos'è che dice quella bellissima frase di Fabrizio De André: si sa che la gente dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio.
parte. È un po' più in su, vuoi a volare l'Uselin della Comare? Oh ragazzi, guardate la casa più bella del mondo, un po' grandina, cavallo, te proprio a mettermi il culo qua davanti, un po' grandina, ma è bellissima, guarda, pietra a faccia vista e tutto quanto, sì, ciao anche tu, sì, sei un bel cavallo, sei un bel cavallo, un bel cavallo, un cavallo cavalloso. Buongiorno! Buongiorno. Bellissimo! Bellissimo, sì. Ti caduti guanti? Sì, sì, l'ho appoggiato io, grazie, molto gentile. Bellissimo, tamlice, capre, bellissimo. Eh sì, ho visto, sono andato nella chiesetta. Ah. Ciao. Salve! Che caldo, grande caldo. Qua che si è fermato qua e mi punta. Ecco, ballo. E scudinzoli anche. No, non stai scudinzolando. Il CP è geloso. Il CP è geloso. È tanto geloso il CP. Il CP geloso. Mi fa mangiare la carne equina. Per carità, anche ai vacchi pusei. Però, sei strano il mondo, Mobiletto del termo verniciato. Guarda, fantastico. E da qua viene sul male di caldo. Che dopo se vuoi tu prendi la coperta, gliela metti sopra e ti viene tutto il caldo sotto le coperte, cioè praticamente altro che la coperta elettrica, porca miseria. Porca miseria, è già estate fra un po'. Oh, perdonami sto video osceno, ma ci tenevo a dire una cosa. Se sei un libero professionista come me, una partita IVA, insomma uno che si gestisce il proprio lavoro, forse, perché per me è così, potrebbe essere una cazzata dire magari, non so, mezza giornata mi riposo, vado in giro, devo fare commissione e l'altra metà al lavoro, perché è molto stressante, non riesci a ricavare il tempo necessario per tutti e due i mondi e contemporaneamente ci sono delle energie che vengono sottratte a loro volta da un mondo piuttosto che dall'altro, il mondo del lavoro piuttosto che il mondo del cazzeggio, della ricarica, eccetera, eccetera. Quindi il mio consiglio, almeno a me stesso, è quello di lavorare tipo dalla mattina fin sera tardi e il giorno dopo prenderlo intero, perché ad esempio a me piacerebbe andarmi a prendere un paio di scarpe, diventa un po' una rottura di coglioni, una complicanza. Poi pensando anche a quanto ragionava il buon Thoreau, che per avere magari un po' più di raccolto, perdonami questo esempio ma guarda che è calzante, per avere un po' più di raccolto lui non doveva più zappare quel pezzo piccolino di terra che aveva, ma doveva acquistare degli animali, quindi impegolarsi eccetera eccetera, e dopo anche mantenerli, quindi lavorare per mantenere gli animali, eccetera, eccetera. Quindi si aumentavano le entrate, ma aumentavano notevolmente anche le uscite. Quindi alla fine il succo del suo discorso è sempre stato, ragazzi, la fame, il cibo e il benessere. Cioè la fame e il cibo congiungono tutte allo stesso punto cardinale, che è il benessere, ok? E questo benessere alla fine bisogna stare attenti che magari tu prendi una strada perché pensi di accrescerlo, in realtà te lo togli, no? Hai capito? E quindi tutto questo per dire che io ad esempio per andare a prendere le scarpe dovrei accendere il camper, fare una ventina di chilometri, 25 più ritorno 50, quindi gasolio che va via con quello che costa eccetera eccetera, ma non è un problema i soldi, il problema è che per pagare sta roba, l'usura del camper e il gasolio, io devo privarmi del tempo per investirlo a lavorare, cioè privarmi, devo scambiare il tempo che poteva essere dedicato al riposo con il tempo che deve essere in questo caso necessariamente dedicato al lavoro, altrimenti come cacchio prendo la benzina per pagarmi le scarpe? Ma se ragioniamo, perdonami sto video, ma secondo me è importante, insomma, perché sono quelle piccole cose che ti cambiano la vita, non tanto per questa formuletta, ma per l'abituarsi a riflettere sulle cose, hai capito? È quello che ti cambia la vita, l'abituarsi a riflettere. E in ogni caso, dicevo, se io tipo mi prendo la giornata, posso farla in bicicletta, andare in bicicletta mi diverte, in più a costo zero e in più ne guadagno di salute, cioè vedi, a volte no, mentre fare il metà e metà è tutta una perdita di tempo, uno stress, corri, il traffico eccetera, e spendi di benzina eccetera eccetera e non vado in bicicletta. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio.
Sposi una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese alla briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: la schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi.